Quali sono le cose più importanti emerse nel seminario di oggi? Numeri veramente eccezionali, 500 milioni di investimenti negli ultimi 4 anni. Credo che siano gli indicatori più palesi di una tendenza straordinaria e soprattutto di un modello, il modello delle società dell'idrico veneto in-house, che ha trovato una casa comune in Viveracqua, una casa comune che garantisce la corretta autonomia delle società stesse, che possono continuare ad avere un rapporto corretto col territorio, coniugata con la massa critica che ci consente di avere allo stesso tempo efficienza negli approvvigionamenti, una efficienza anche in campo di ricerca e sviluppo e un corretto approccio in termini di dialogo istituzionale, in un momento come questo di riordino del servizio idrico integrato, in cui la massa critica nel dialogo istituzionale è un fattore determinante.